Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la giornata numero 21 del campionato di Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Futsal Emiri e Città di Marsala. La novità è soprattutto in panchina perché non c'è Mister Orlando, oggi è la prima di Mister Gritto, inizia anche il match. Scariolo cerca subito la porta. L'allenatore che ha veramente una grande esperienza. Parisi lancia Sciacca contro il portiere. Sciacca si allarga. Sciacca! Ed è vantaggio Futsal Emiri alla prima vera occasione. Attacca di più il Città di Marsala, ma ad andare in vantaggio è proprio Futsal Emiri. 1-0 Sciacca. Il primo palo si riparte, dunque grande palla. Pescariolo, Rinicella, Scariolo ancora Rinicella. Guglielmini nasconde il pallone, allarga. Sciacca prova l'accesso l'Italia, poi apparecchia. Parisi! Con la punta, non può non la scarpitta. 2-0 Futsal Emiri. Sempre molto lunga, Lopresti, bel dribbling, Lopresti! Rinicella cosa ha parato? Con la mano destra. È rimasto in piedi fino all'ultimo, che parata. Mille, salta l'uomo, Sciacca, apre, rappa, secondo palo! Guglielmini, ma come giocano bene oggi il Futsal Emiri. 3-0. Cica di Naccari che sembra quasi non aver subito il colpo, poi si girava molto bene Rinicella, poi para con spaccata Lopresti, ancora Rinicella, cosa ha parato? E poi un facilissimo tapin di Giuseppe Angileri che fa 3-1. Rinicella si arrabbia tanto, dice cosa ci fa solo. Guglielmini, Naccari di ritorno, Guglielmini con il sinistro, che palla di Naccari, ed è 4-1. Si divertono adesso i ragazzi di Mister Gritto. Time out dal volto, insomma un gesto molto bello da parte di Fiorino. Guglielmini salta l'uomo, Guglielmini si mette in proprio, lo fa benissimo, ancora 5-1 Guglielmini. Verso Pera, Fiorino ancora, la meglio Pera che va via, lascia lì a Guglielmini, fa pure questo salvo Guglielmini, va a rubare il pallone a Pera che se l'era costruito benissimo e fa 6-1. Ti ruba il pallone, calcia Lopresti, ancora Rinicella in spaccata, che parata, che portiere. 3 contro 2, Lopresti, palla dentro Angileri, Pescariolo che qui preferisce andare con l'esterno destro, ma da lì col sinistro avrebbe probabilmente segnato, che regala il pallone a Naccari, c'è sul secondo palo Furia, lo mette adesso, Furia non sbaglia, fa 7-1. Poi calcia Nuccio e Rinicella ancora l'inzitto, in mezzo a due, bella qui la sua giocata, poi col destro pronto ad aprire, ma va bene così. Finisce qui dopo 60 minuti di gioco la sfida tra Futsal Emiri e Città di Marsala, risultato 7-1.